Sabato 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande eremita. È il 200° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 165 al termine. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:53. La luna si leva a mezzanotte e 32 e tramonta alle 15:47. Lazzaro Mocenigo, capitano generale da mar della Repubblica Veneta, sbaragliata la flotta turca nello stretto dei Dardanelli, vuol portare la guerra direttamente a Costantinopoli. Le navi veneziane avanzano sotto la tempesta di fuoco delle batterie nemiche piazzate sulle sponde del canale, ma una cannonata coglie in pieno il deposito delle polveri della Garea Ammiraglia, spintasi audacemente fin sotto costa. La nave si incendia e l'albero poppiero precipita addosso al Mocenigo, che resta ucciso sul colpo. L'eroico ammiraglio, chiamato il terrore dei turchi, aveva appena 33 anni. Lazzaro Mocenigo, scriverà D'Annunzio, meriterebbe di essere canonizzato e proposto al culto di tutti i marinai italiani. Le previsioni per domani. In pianura sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso durante le ore centrali, con possibilità di qualche precipitazione associata a carattere locale. Temperature minime in lieve aumento, massime senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati da sud-ovest in rinforzo verso fine giornata. In pianura deboli variabili con brezze sulla costa.